11 maggio 1981. Io ho vissuto questo momento particolare perché muore un personaggio, un beniamino della giovinezza musicale di mio fratello. Sì, mio fratello più giovane di me di 3 anni era un appassionato della musica reggae e io ricordo dalla porta chiusa della sua stanza la musica che andava, ma ricordo anche sul suo diario e su tutti i suoi libri di scuola, ricordo le bandiere giamaicane disegnate, ricordo le foto di Bob Marley. Sì, questa persona che non è stato solamente un musicista, ma è stato anche un attivista. Pensate che infatti lui si è sempre battuto contro le disuguaglianze, perché lui le ha sempre vissute in prima persona, in quanto figlio di padre giamaicano, ma in realtà di colore bianco e di origine inglese, sposato con una donna di colore. Quindi Bob Marley ha sempre vissuto sulla sua pelle le discriminazioni e contro queste si è sempre battuto. Infatti lui da sempre affidato alla musica rasta e affidato anche alla politica rasta si è sempre battuto contro queste disuguaglianze. Infatti è conosciuto non solamente per la sua musica ma per le sue ideologie. Cresciuto nei quartieri quartieri poveri, quartieri dove il degrado era dilagante, però si è formato ascoltando la musica del rhythm and blues americano e ha iniziato i suoi primi passi nella musica creando strumenti musicali con le scatolette di sardine e con le canne di bambù. Io chiedo a voi, qualcuno ha ricordi della sua giovinezza musicale legati alla figura di Bob Marley? Che cosa ci sapete raccontare in più riguardo alla figura di Bob Marley? Vi chiedo di condividere con me questi momenti di vita musicale e se volete di scriverlo qua sotto.